Io spero che cresca ancora questo concetto di interessarsi al bene comune e quindi interessarsi ai bisogni, interessarsi alle persone vicine di casa. Questo, come dicevo, è un servizio importante non tanto come azione, ma come idea di persone serie che non si girano dall'altra parte ma che osservano i vicini, i bisogni e sono sempre disponibili a attenzionare, a spendere una parola e a prendersi cura dei vicini. La nostra disponibilità per questi argomenti è sempre ampia. Diciamo che io coltiverei un'idea, sto un po' sognando che raccogliendo delle brave persone col controllo di vicinato cresca anche questa cultura della comunità, dell'attenzione, del reciproco aiuto, perché sono concetti, soprattutto queste idee di cui la nostra società ha tanto bisogno, perché siamo pieni di individualismi, di disattenzioni, di poco rispetto per gli altri, quindi a me interessa tantissimo l'idea, questa cultura. Poi ha anche chiaramente l'effetto, la validità dell'effetto, perché stiamo riscontrando che queste attenzioni rallentano la casistica. Si riscontra che, poi non so se è il periodo fortunato, però in questi ultimi periodi qua da noi queste invasioni, queste entrate in casa eccetera sono diminuite. Speriamo, io credo possa essere anche il risultato di questo lavoro di attenzione dei cittadini. Il cittadino si informa innanzitutto presso la sua amministrazione comunale, viene coinvolto nel progetto che viene promosso dall'amministrazione stessa, avrà un coordinatore, sarà insediato in una certa parte del territorio, quindi il territorio è suddiviso in aree omogenee e entra a fare parte di un gruppo del suo territorio. Noi usiamo soltanto WhatsApp Messenger come piattaforma di comunicazione. Il rapporto del cittadino con le forze dell'ordine non c'è in realtà, perché c'è un coordinamento attraverso il coordinatore stesso del gruppo che riporta alle forze dell'ordine le segnalazioni che fanno i cittadini. Questo il cittadino stesso poi collabora con i propri vicini, ha un rapporto di fiducia, conosce i propri vicini, la propria zona e partecipa a sorvegliare e fare segnalazioni su tutte le cose che sono anomale alla vita quotidiana. Oltre la metà dei comuni della provincia di Treviso hanno aderito al progetto Controllo del Vicinato. Ovviamente su vari livelli, cioè c'è chi l'ha potenziato, c'è chi è in corsa, c'è chi sta cominciando e c'è chi magari dove il progetto si è un po' assopito dovuto a cambi di amministrazione o a cambi di forze dell'ordine. Funziona ed abbiamo anche delle richieste. Adesso questa sera ho invitato dei comuni tipo Borso del Grappa, che non ha ancora aderito, ma sono qui in visione. Abbiamo il comune di Monfumo interessato, il comune di Monastier e il comune di Chiarano, dove c'era la commissaria prefettizia in passato, è subentrato un nuovo sindaco e dobbiamo anche contattarli e andare avanti. Poi abbiamo varie altre richieste, grazie anche agli interventi del mio sindaco Rino Manzan, che è molto conosciuto ed è stato il primo in provincia a introdurre il progetto nel nostro territorio. È stata una bellissima esperienza, al di sopra di ogni aspettativa, perché il progetto è una cosa bella, lo dico, lo ripeterò sempre, perché dà la possibilità ai cittadini di diventare protagonisti della vita del loro paese ed essere utili alla comunità e ai loro vicini in particolare. All'inizio c'era qualche perplessità, non si capiva bene cosa fosse, poi nel tempo, quando si è capita l'utilità, anche grazie all'informazione fatta dai giornali sui risultati ottenuti dal nostro comune, che noi per 2 anni non abbiamo avuto nessun furto, mentre nei comuni nei dintorni continuavano a rubare alla grande, e ci ha portato ad essere al centro dell'attenzione anche a livello nazionale per la nostra esperienza. Quindi è cresciuta l'esperienza, nel nostro comune la gente fa parte del controllo di vicinato e per loro è la cosa più naturale di questo mondo, perché è essere parte della comunità di fatto.